voglio che buongiorno. Vogliate, sulate, sembatte, o stesso bangere a scuola, sottata, iete. Ah, ma qui c'è una valigia pronta e quindi si parte. Magari parla per Maia. La gira yeah. Respirarti ancora. Sottappilato, ma che reparucess. Respirarti ancora. Guarda pure. Voglio cosa importantissima, lo sapete, sono l'uomo dei tutorial. Vi ho fatto il tutorial su come si lavano i denti. Ora tutorial su come si lavano le ascelle. E sapete perché si chiamano ascelle? Perché sono proprio belle. Che rima di merda. Allora, è caro. Tu sapone, vi spruzzate un po' di sapone tra le mani, aprite un po' d'acqua e quindi acqua di qua, acqua di là e waiu sa. Così si lavano, facilissimo. E si va waiu. Ciao. Ciao. Ci siamo, Calata Porta di Massa, imbarchi per Ischia, Procida, Capri, Palermo, Catania, Isole Eolie. Non vi diciamo ancora dove andiamo, però ci imbarchiamo per... Roberto nel frattempo sta pensando a come si da a mare, Fitti Palum, a Sirenetta, a Squalo. Vai, guardate che spettacolo, pure subito, quarantena furbi, due pack. Invece da quest'altra parte sembra un piccolo presepe. Allora, fatemi sapere qui sotto nei commenti se c'è qualcuno che abita in una di queste case qua. Non le riconoscete? Ci faccio un po' più vicino. Vediamo chi abita qua sopra. Gesù Cristo. Allora, oggi ti porto in un posto spettacolare. Ma sparando con me? No, la signora a fianco. Per un'occasione importante. Il tuo o una Massimo? Perché oggi che cos'è? San Giovanni. Chi mi chiama Tupac? Il Baccarelli San Giovanni. Esatto ragazzi, oggi è il giorno in cui sto registrando questo video, è 24 giugno, quindi San Giovanni. Faccio gli auguri a tutti i Giovanni che mi seguono e che guardano questo video e che commentano qui sotto con auguri. Ovviamente vi lascio un bel cuore e vi ricambio gli auguri. Lo so che li sto facendo con qualche giorno di ritardo, però fatevelo andare bene, non vi do cazzo. Allora, quesito per te: come si chiama quel monte laggiù? Io lo so. No, non lo so. Mi viene solo da dire Monte di Procida. No, Francesco Monte. Amo, ma hai visto quelle navi laggiù, quei yacht? Sono 8, no, su 4. Sono 5. Ma sono tutti quelli che non potrei mai avere sopra. È netta una stronzata. Amo, ma perché non ti impegni così te lo compri? Oh, papà, mare. Allora, noi abbiamo preso il traghetto dagli scafo che stanno andando dalla stessa parte dove andiamo noi. Guardate come fuio. Tutto questo perché? Perché sta persona ha voluto sparagna. Quanto hai sparato? 3 euro. Ho risparmiato 13 euro a persona, quindi ho risparmiato abbastanza. Oh, caraco, su tu c'hai da là, Mamma mia, tutto là. Voglio, non vorrei dire una stronzata, ma quello che vi sto facendo vedere dovrebbe essere Palazzo Palladini. C'è un posto al sole, non te lo ricordi? Quello là rosa. Dovrebbe essere quello. Voglio, fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi vedete un posto al sole e se è quello. Secondo me sì. Voglio, spesso mi viene chiesto dove abiti, Giovanni. Ho deciso finalmente di farvi vedere la mia casa. Allora, non voglio che la Lango Pupis. Venitemi a trovare. Aspetta, portate un caffè però. Che tesoro, siamo arrivati quasi. Direi che si per là. Eravamo arrivati. Amo, sta qua. Ma no, perché stava là il porto dove dovevamo arrivare, non era una città proprio, era un tuo paese, era un'isola. No, e ora siamo arrivati, stiamo quasi entrando nel porto. Cioè c'è una mezz'ora, ma quando siamo arrivati a Pera, ma guarda, vedi che c'è la terra più vicina, quindi quella è, vedi? Guarda, ci sta superando anche un altro. Questo è il terzo che ci supera. Ah, ma sbagliato mezzo, ci stanno superando tutti quanti, ma c'è una gara a perdere, vero? Eccoci, voglio, ci siamo. Siamo finalmente arrivati. Oggi ti ho portata nell'isola più bella del mondo. Esatto, perché... Mamma mia, che puzza! Guagliù, comunque siamo a Ischia, dove si mangia, si beve E si fischia. Allora ragazzi, è l'isola più bella del mondo, anche perché ho studiato. A decretarlo infatti sono stati i lettori del Travel e Leisure, che detto in napoletano pare Leisure. Penso sia una rivista, è comunque la maggior risorsa per quanto riguarda viaggi, scelte di hotel, location, comunque roba buona. E nel 2012 l'isola di Ischia è stata proprio eletta come la miglior isola del mondo, cioè no, la più bella isola del mondo. Quindi capisci un attimo il livello di rodaggio portata, scorra ma... Che cazzo, 2012? Faccio cazzo, proprio indanato mondo. Oggi siamo appena arrivati nell'hotel dove alloggeremo. Nel nostro hotel. Cioè nostro no, che ce l'hanno accatato. Ah, bell'ingresso. Tutte piante colorate. Ah, c'è anche la piscina. Attenzione, bello. Vediamo tutto il resto com'è. Vediamo un po', Stiamo portando un guardazzino fa scesa qua. Guarda che freschezzo. Giorno
Grazie, complimenti. Come è il vostro nome? Come avete prenotato? Allora, prima di fare a stanza, non so se hai sentito tutte le cose che stanno comprese in questo hotel, in questo soggiorno di una notte. Sì. Prenotazione a nome di Esposito Roberta, pagamento a nome di, anzi a sacca di... Scusi, un minuto. Allora ragazzi, questa è la stanza, molto molto piccola, però è molto carina. Cioè in pratica quando entrate trovate subito questo mobiletto, la televisione, poi ci sta un armadietto qui, cioè armadietto abbastanza grande, poi sta una seggiola, poi c'è il letto dove comunque dormiremo. Poi ci stanno due comodine. C'è comunque un bello specchio per ammirarsi. Cioè, a te cavolo, che è? Una signora nuda fuori a balcone. Corro. No, amo, senza mutande, senza reggiseno, a stendere cose fuori a balcone, ma stiamo bene. Cazzo. Poi qui c'è il bagno, bidet, cesso, un lavandino, a doccia. E poi c'è un altro specchio per ammirarsi. Sembrava troppo bello, sembrava stesse andando tutto bene, ma ha mollato zaino che pesa 600 kg. Ma che ti hai? Pure a mamma a padre. Pavi, porto zaino, che ce la faccio? Io sono piccolino. Che stai scusa mo? Giri in centro con la smart tutta rossa. Allora abbiamo preso il pullman e nel pullman ci fatto pure una figura in merda grazie all'autista, perché praticamente stavo seduto su questi cosi visto che erano finiti tutti i posti e nell'attesa che scendessero le persone stavo col braccio diciamo in mezzo e pure con la gamba. Comunque ha fermato pullman, ha detto scusa puoi togliere il piede da là sopra, la figura in mezzo, non c'è detto quando. Grazie, complimenti. Stiamo morendo. Dobbiamo andare qui, quindi penso che si debba scendere queste scale praticamente in da foresta. Vediamo dove ci portano. Scendere e prendere massimo. A salire no, 100 scalini, li faccio tutti i giorni, li ho contati. Allora facciamo una cosa, scendiamo su, poi ci stiamo a cabacci stanotte. Scendi, guarda dove ti sto portando, guarda, a sperdere. E allora un'altra volta, giri in centro con la smart tutta rosa con gli strass. Guardate la visuale che si è da qua sopra, vedete, stanno tutte queste scaline che stiamo percorrendo per poi arrivare non lo so dove qua giù. Ah, ecco, Parco Negombo. Allora in pratica il Parco Negombo è un parco di terme, cioè sono delle terme, le seconde più grandi dell'isola di Ischia. Quindi andiamo. Napoli a voce re creatura. Stupale in merda. Siamo arrivati, entriamo. Ma questa città là, ingresso 1, entrance 1. È la stessa cosa, cioè sta scritto ingresso là, incredibile. Comunque le ragazze poi gli diranno la stessa cosa vostra, però loro hanno ragione e voi no, incredibile. Cioè io ho detto, questo ingresso qua, il site, no, è quello, cioè identico. Cioè volesse capire che cagnavo. No, ho detto sì, sta città anche ingresso là, quindi è qua l'ingresso. Io siamo sotto la montagna, quasi proprio una preta. L'ingresso è così, l'ingresso di questi giardini, di queste terme. Subito a sinistra c'è questa zona, c'è scritto taxi station, quindi penso che se si va in fondo vanno a piedi taxi, però non lo so. Vabbè, ma noi non ci andremo taxi station. Diciamo per station, la lingua for station dopo. Station Guayet. Ufficialmente dentro siamo praticamente in una riserva naturale. È bellissimo, cioè veramente molto molto figo. Infatti se vedete sono completamente circondato da piante, alberi. C'è tutto questo c'è intorno ed è solo l'ingresso. Allora, vediamo qui cosa c'è scritto. Guardaroba, spiaggia, uffici, utility shop, che non deve leggere Roberta, shop, zona balze, cioè e trattoria casa colonica. Quindi si mangia pure di qua dentro. Vediamo. Continuiamo il nostro percorso. Ovviamente questa è la mia primissima volta qui, ma è la mia primissima volta in generale proprio ad Ischia, non ci sono mai venuto. Fatemi sapere se invece voi ci siete mai stati qui o in qualsiasi altra isola. Ci voglio andare a Capri, a Procida invece già ci sono stato sempre con Roberta, è molto molto carina. Ecco qui ragazzi, ci troviamo in questa zona adesso dove comincio ad intravedere i primi lettini. Tu quanti in tenuta alla spiaggia, io ancora che scarpuno per. Ecco qui altri lettini. Eravamo a capire. Ah, la piscina, eccolo. La prima piscina, non era visto. Maro che mostro. Tata, wow, bellissimo, guardate qua. Cioè, spettacolare. C'è il mare dietro, come vedete là con le barche. Ci sono questi ombrelloni e poi c'è la prima piscina qui, sotto la montagna. Cioè, è bellissimo. Cioè, capire, è proprio bello. Ma già dici, bello, suggestivo. Vedo lì un arco con la gente che sta cominciando a salire, non so dove. Tra poco lo scopriremo. Andiamo a fare un altro giro perlustrativo. Ora ci andiamo portare da nessuna parte a te. Bellissimo. Qui intanto vi faccio vedere questa mappa, però non saccia lo stampo, cioè sono un attimo spaesato perché è immenso, cioè considerate che tutto questo dove stiamo noi, probabilmente abbiamo visto questa piscina qua perché noi mo siamo tra su, non lo so, sto perdendo, vabbè lo scopriremo soltanto vivendo. Roberta già sta artigiana, sta facendo solessa ormai. Qui invece ci sono le docce termali, altra piscina, no però questa non è una piscina,
tipo l'idromassaggio, amore. Bello, sempre immerso nel verde. Infatti si va giù, c'è là, piscina termale 34 gradi. Secondo me si è Tusang. Altri lettini, altri ombrelloni anche qui. La cosa bella di questo posto è proprio la tranquillità, non si sente nessuno parlare, tipo solo io sto parlando, capi? Bello, bello, bello. Altra zona e altra piscina. Vieni a vedere, da cosa c'è? Attenzione, è immenso sto parco. Allora io continuiamo un attimo il nostro giro per illustrativo perché qua ce ne stanno altre di piscine. Ok, saliamo velocemente queste scale per me non care come terra. Che mostro qua. C'è un idromassaggio, c'è la vasca idromassaggio. Amore, se vogliamo stare solo noi a staccare, sei asciutto. Ma che buffa se lo commento. Attenzione, parte Ronaldo, sì. Mo stiamo un attimo decidendo dove metterci. Ah, ma siamo noi laggiù. Ah, ma che paura. C'è uno specchio, pensavamo fossero delle persone, invece no. Siamo proprio noi invece. Ah, c'è anche il centro benessere. Ragazzi, invece provenendo da qua, venite da quest'altra parte e c'è la spiaggia, che è sempre compreso qua. Cioè tutti insieme. Bello, godo, vai giù. Abbiamo trovato la nostra postazione. Eccola. Sta pure signore che mozzarella fuori. Che cavolo, sta rilassato, vedi? Ora ma. Ovviamente non poteva mancare il pezzo forte qui alle terme Negombo. E quindi entro. La bella cosa tutto un brello, non sta vedendo che non qua o beghi. Cioè stiamo ancora lì sotto a fare cose in un nussaccio. No, no. Oh, vai giù. E come si sta bello. Mamma mia, rilassante, vieni qua, vedi, ora. Ma lo sai che mo devi mantenermi tu il telefono? Che ne pensi? Già mi stava dando storto. Bello, vai giù. Ah, prima Belen che te la senti dalla madre natura. Ah, buttati, fammi vedere se è morbido. Ma se sta proprio bello. Tutto come. Non so se rende l'idea tutto il 0,5 che sto riprendendo, ma mi piace proprio il posto, cioè capire immerso nella natura, nel verde, cioè poi si sta proprio tranquillo, stiamo parlando solo di robette, stiamo parlando, non si sente nessuno. Girati di così, aspetti che sì. Come fai a girare? Scemo? Ah, ti fai vedere dietro qua. Ah, guardate là, ragazzi. No, scema, Il verde dietro di noi, guardate ragazzi, spero che renda, veramente. Veniteci, è veramente bello. Dopo vi facciamo vedere pure sopra, perché adesso si voleva fare il bagno, però secondo me sopra è bellissimo, perché si vede tutto giù. Sopra, giù, spacci miseria. Amo, sei dentro, di metterci la protezione, vedi? Non ti preoccupare, ti proteggo io, coro. Raga, ho portato un'altra volta il bambino a parco giochi, che si sta divertendo in piscina da solo. Guardate com'è bellissimo, sembra un pesciolino di mare, anzi di acqua termale. C'è solo lui laggiù, ma che deve fare? Bimbo? Continuando il nostro piccolo giro, ci sono anche due piccoli bar qui. Un bar, è un solo bar, ai tasini, giustamente, perché hanno stati i bar azzeccati, non ha proprio senso. Sono tutto uguale, sti guaglione roggi, forse perché vanno allo stesso dottore. Sta dormutando a palangoppo diretto. Qua ci sono altre scale che ci stanno portando sopra, dove ci sono quest'altri ombrelloni, già li vedo. Ah, questo era lo shop che stava uscito prima. Ah, tu non guarda proprio. Me lo volevo portare ai sensi. Ma tu versi i sensi, c'è un'altra piscinetta e qua invece si sale sopra. Ah, guarda qua. Ah, che mostro qua. Penso sia l'acqua gelata, calda fredda. Ah, tipo doccia emozionale. Ma ti emozioni quindi a farla? Guardi, il percorso è così, qua esce l'acqua, ok? È ancora calda qua. E questo è il percorso. Vediamo. È calda, mamma mia. Calda. È quasi troppo sangue qua. Mamma mia. Andiamo avanti. Maronna come cabra qua. Sciacca da prete rosso sotto per. Sta facendo un giro di signora, Roberto. A mio padre. Vediamo. Ma no! È freddo. È gelato! Ah, signore! È com'è freddo, signore! Ah, signore! Ah, si è addormuta a palangoppo diretto! E poi dovremo mettere di nuovo i piedi qua. Non si scaura nada moto! Nada moto fai! Si scongela nada moto! Ora vuoi! Va bene? Si viene a fregare in da oggi, che fa la stessa prete di prima. A me fa? Però rispetto a prima mi sono un po' abituato. Il prete no invece, il prete il pigli sempre e mi sto facendo male. Mamma che... Vi siete persi? Sì, qua. Qua si va, qua è, cercola qua, Ponticelli di là. Ci siamo? Ah, eccola qua. Siamo soprattutto e qui ci sono le terme che voleva Roberta, perché vedete, butta tutta l'acqua addosso. Ma mo dici, tu facevo bagno prima là. Com'è che cazzo, aiuto qua? Ma che sta facendo? Sta piannare? A few moments later. No, vabbè, io comunque non ce la posso fare. Ma perché? 1,
Amo, questo fa bene alla cervicale. Visto che a te ti faceva male il collo, mettiti un po' l'azienda. Bravo, mi hai tolto le parole di bocca. Mentre io sto qua, la tinaga. Ah, adesso finalmente siamo nel nostro si mangia. Allora, tu ti sei prese un piatto di gnocchi. Io invece una cosa molto estiva. Rucola, pomodorini e salsiccia. Tutto questo con questo sfondo. Aiuto, cioè è spettacolare. Sul mare. Che ne pensi? E dopo mangiato, c'ho mezz'oretta di suono. 12 seconds later. Vabbè, alla fine Roberto si è addormuto, io no, e quindi guardate dove vado. Ecco qua, un bel idromassaggio, muove proprio nessuno, le piscine ce le siamo fatte tutte, dalla prima all'ultima, adesso manca una sola tappa, il mare. Quindi siamo pronti, andiamo a testare l'acqua del Negombo. Allora, prima cosa da constatare, è bagnata pure questa. Guarda qua quanto è limpida quest'acqua, è pulitissima. E sono tipo, vediamo che ore sono in diretta. 17:42. Alle 17:42, l'acqua è così. Ma che senso ha? Poco freddo, sai? Il bambino, l'ho detto. Chiudi le gambe. Sta tornando. Ah, sei bravo, guarda qua, come ti tratti? Una bella tagliata di frutta fruttina. a bordo piscina. Ma cavolo, un po' capazza. No, a me di frutta come lo kiwi, di kiwi. Io purtroppo è finita questa giornata, cioè questa mezza giornata qua nelle terme. Ragazzi, stanno per chiudere, infatti tutti i lettini praticamente sono vuoti. Sono rimasti soli. Addio, amici, addio. Io comunque tenevo ragione la signora prima. A scendere è bello, a salire si è tu sang. E infatti pure qua si è fermato, non può venire. Vai Uzi, vai sempre, vai. Salto temporale di un paio d'ore, ci siamo preparati per andare a mangiare. E guardate qua che spettacolo. Cioè proprio sfizzi. E io scherzo sempre nei video. Guardate qua che spettacolo. Andiamo a vedere dove mangiare. Ciao, buonasera. Vai sfizzi, guardate dove ho portato a mangiare Roberto stasera. Sul mare. Guarda dove ti ho portato stasera. Ragazzi, praticamente col castello aragonese alle spalle, siamo sul mare, fiori, cioè spettacolo. Bellissimo. Mamma se lo mangia. Voglio si parte subito così, una bella insalata di mare come antipasto. Voglio intanto dietro Roberta spunta un selvatico Antonio Zechila. Eccolo là, quindi paparazzato dietro Roberta. Ah, voglio e mo si comincia a ragionare, spaghetti che vongola. Top. Voglio ultima vongola, mangio consolato. Spettacolo. Guardate qua come si gode. Attenzione, bello. Io vi saluto con quest'ultima attrazione di Ischia che abbiamo visitato, il castello aragonese. Molto molto bella Ischia, mi è piaciuta tanto. Veniteci e se volete altri video come questi fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Io vi leggo e me li annoto tutti. Scrivetemi qualche altro posto da venire a visitare, magari con Roberta, magari con qualche amico che ve lo porto. E aiuto.